500 mi piace, scrivimi qui sotto nei commenti. Mi diverto con Roberto lettera per lettera. Se ci riuscirai senza essere interrotto, ti lascerò tanti bei cuori rossi. Hey voglio, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superala. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi si mangia e non sono solo, perché oggi nuovo episodio di Mi diverto con Roberto, il format che faccio con la mia ragazza Roberta. Adesso vado a prendere, infatti sto registrando quest'intro prima di andare a prendere lei, perché stasera andiamo a mangiare in un altro bel posticino che adesso vi farò vedere. Prima di cominciare lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale, voglio usarci più come ve lo devo dire in inglese, francese, tedesco, iscrivetevi, ve lo dico in tutte le lingue del mondo, è gratis, mi supportate gratuitamente, mi facete felici, è tutto a posto. E lasciatemi qui sotto nei commenti quello che volete, scrivetemi tutti i commenti che volete e scrivetemi anche qualche altro posto dove andare a visitare, qualche altra attività, qualche altra esperienza che volete che faccio insieme a Roberta. Adesso la vado a prendere e vi portiamo con noi in questo nuovo tour culinario. Vai Giulia, la mia accompagnatrice è qui, sei pronta? Stavolta sai dove andiamo? Sì. Dove andiamo? A mangiare. Io posso anche andarmene. Ciao ciao. Andiamo. Ragazzi, giunti a destinazione, la nostra destinazione stasera è Donna Carmè. Entriamo e vi facciamo vedere. Teso? Magna, ma che stufa, o solo a mangiare? Ma quella bocca? Ragazzi, stasera sono ospite di Carmine. Buonasera ragazzi. Allora, come antipasto iniziamo da un arancino con crema di patata viola e una frittatina alla puttanesca. Sai cos'è la puttanesca? La puttanesca è per pomodoro, olive e capperi. Basilico, vabbè, è un insegnamento della nonna. Ora vediamo un po' che è uscito. Visto che l'amico qua è intollerante al lattosio, che sia qua che qua non c'è lattosio, c'è la mozzarella senza lattosio. numero 1. Andiamo con l'assaggio, ragazzi. Ma che spettacolo, buona veramente, complimenti. Secondo morso vai un... Sì. È ricordato. Ragazzi, giuro, è spaziale sta frittatina, ve lo giuro, assaggiala pure tu. Vediamo. Buonissimo. Si scioglie in bocca. Ma pure l'impanatura, cioè perfetta. Ah, secondo morso? Buonissima. È top. C'è questa crema dentro, spaziale. Amo, voto a questa frittatina, sincera. Amo, ha già mangiato. 10. E adesso andiamo dentro con l'arancino. Allora ragazzi, questo è un arancino con patata viola, quindi una particolarità di Carmine che ha fatto per noi. Assaggio subito. Subito l'altro. Potresti fare anche pezzi più piccoli, vero? No. Ma questa faccia?
Da goduria. Godi? È buonissima. Subito col terzo. Guardate qua, ragazzi. Subito fatto fuori. Aiù, seconda portata. Già mangiata da me. È tutto mangiabile, praticamente un letto di pizza con patatine fritte, fonduta e wurstel. Vai, fai un assaggio live. Allora, voglio prendere tutto insieme. 1 con le mani, 2, 3. Buonissimo, no? Posso perdere tempo a fare il video, devo mangiare. Hai capito? Non posso mangiare pure. No, questo è Sei nel tuo? ciao, buon appetito. Aiù, non vuoi sapere niente, ma già la faccio. Oh. Non me lo lascio a bere. Ma è proprio perché ti sale la ruota, capi come? Dopo guarda come devi mangiare questo qua. Amo, però mamma mia, cioè tu sei sempre un animale. Ho capito, ma stracci la pizza. Ma sei sempre un animale. Tanto stracci la pizza da qua vicino. Ma che fai? Ci con accortezza, prendi gli wurstel, prendi le patatine, e poi te le schiaffi tutte in bocca così, Ma tu sei il paradiso. No, devi mangiare come ho mangiato io. Ma già ho mangiato. Devi mangiare come un animale come ho mangiato io. No, a parte che tu sei un animale, poi io ho già mangiato in quel modo. Vai, da un'altra signora volta. però. Non farlo da signora, invece farlo da me. Ma non lo so fare l'animale. Sono sempre signora io. Fammi vedere. La patatina, da signora, poi di ustellino e poi. Questa qua ci andiamo a mettere polpettine di pollo, però non è finita qua. Chips di patata viola. Straccetti di pollo, panati e fritti. Spaziale. Straccetti di pollo che stanno veramente un amore qua sopra. Con la salsa messicana si sente e non si sente. Nel senso è forte sì, ma non troppo. Il giusto. Buonissima, toppa, buono. Veramente un'esplosione di sapori tutto insieme. Ma quando hai fatto su sta fetta? È una bomba buonissima. C'è le patate viola. Quella pallina dentro secondo me assurdo. Questa spettacolare. Anche il cornicione ripieno, Sergio Criano, bacon. patate viola e polpetta. Ma va fatti come la polpetta, va. Poi alla palestra vai. Vai, va. Qui con muerze grado. Mamma mia. Godi? Ma quegli straccetti di pollo, una cosa assurda con questa pizza.